Luca Parlattini, oggi avete dovuto combattere contro una squadra che si è rivelata piuttosto del solito, questa squadra di Bergamo, però siete riusciti a vincere per 3-1 e a portare a casa altri 3 punti che in chiave classifica valgono tantissimo. Sì, oggi portiamo a casa i punti, il gioco è stentato in tanti momenti della gara, quindi oggi ci va bene portare a casa 3 punti, dovremo lavorare sodo in settimana per migliorare, perché la prossima gara non possiamo permetterci di giocare in questo modo. Eh sì, perché la prossima sarà contro una big di questo girone che è Costa Volpino, che fino a qualche giornata fa era addirittura in testa alla classifica a punteggio pieno e adesso ha perso la leader. Sì, ha fatto una sconfitta magari anche un po' inaspettata contro Offanengo, 3-0 a Offanengo, però comunque è una squadra con elementi molto forti e che ha comprato l'Angeloni, un altro centrale forte, di qualità, da aggiungere al loro roster, quindi è una squadra candidata alla promozione e sarà un gran bel test per noi, per vedere a confronto a che livello siamo. Beh, almeno possiamo dire che avete concluso l'anno 2021 all'Arena Biancorosa come una bella vittoria, anche se adesso vi aspetta una trasferta molto complicata. Sì, sarà una partita bella da giocare, dove andremo per portare via il più possibile, per lottare il più possibile, per misurare il nostro livello di gioco. Contro un avversario veramente forte sarà una bella gara. Bene, grazie Luca, in bocca al lupo e anche buon Natale. Buon Natale a tutti, grazie a te.